così noioso e ricominciò la confusione. Allora parliamo di tutto sbagliato se pensate di essere una più importante dell'altra. Senza la primavera non potrebbe esistere l'estate e senza l'estate non esisterebbe né l'autunno né l'inverno e senza lo trascorso delle stagioni l'unico giorno, sempre uguale a se stesso, dove regnerà il guardiano del mondo. Lui detesta l'armonia delle stagioni. Lasciando a loro destino le pallazioni, lanciò la profezia. Ogni volta che bambini e uomini si sveglieranno attorno all'inizio anno, io, guardiano del tempo, ritornerò per sconfiggere il bacione nulla e voi, potrete riprendere il vostro posto. Bambini, provate a chiudere e a riaprire gli occhi in un battito di ciglia. Forse potrete vedere cosa successe davvero tanto tempo fa. Eravamo felici qua.
Hai visto come sta bruciando? Hai visto come sta bruciando la pesante? Una volta che i re magi si ricomandati, essa si pentì di non aver ucciso e allora preparò un sacco pieno di dolci. Si mise a cercare. La vecchietta Pinna iniziò a bussare, regalando ad ogni bambino che incontrava dei dolci. Mirko era un sacco pieno di il 6 gennaio quindi è tradizione riempire del calcio di dolciumi o carbone per chi si è comportato bene. La Befana di solito è descritta come una vecchietta che da una stella che indossa abiti logori e caviona su una roba di spalla. Ora io la sopra la anche tu bene, torniamo a casa piena. Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, infatti, sotto il peso di un sacco stracolmo di giocattoli, cioccolatini e caramelle, sul cui fondo non manca mai, ovviamente, del buon carbone, la Befana vola sui tetti e calandosi dai camini riempie le calze lasciate appese dai bambini.
questi da parte loro preparano una buona vecchina in un piatto con mandarino e un'arancia e un bicchiere di vino. Io infatti queste cose alla fine hanno un po' di però poi i mandarini grazie ai bambini il mattino successivo, oltre ai regali e ai buoni, perché è stato un po' cattivelli, i bambini porteranno appunto al posto, al passo consumato, l'impronta della mano della Befana. Se togli il vetro magari non prima, però